Qualcuno che proprio non ha idea di cosa si vuole far passare attraverso queste informazioni culinarie è un pezzettino di storia del Veneto antico. Stiamo parlando del V secolo a.C., quindi si fanno delle ipotesi sull'alimentazione perché è molto difficile capire quali erano esattamente le ricette, i quantitativi di ingredienti eccetera, però sappiamo quali erano gli alimenti usati. Quindi adesso avete assaggiato del Vulsum, che era del vino aromatizzato. Il vino era importantissimo per tutti i popoli italici, ma per i veneti molto di più, perché si diceva addirittura in tempo romano che i veneti avessero delle botti grandi come case, e per quanto piccole fossero le case si pensa che comunque fosse una parte importante dell'agricoltura e anche del commercio. Però non si usava bere il vino così com'era, ma bensì un poco allungato e aromatizzato. Allora in questo caso qua abbiamo messo delle erbe e del miele nel vino per aromatizzarlo un po' e per allungarlo. Poi avete assaggiato del garum, che è questa salsa, il moretum, che è questa salsa che assomiglia quasi a un pesto moderno, perché infatti è a base di aglio e con varie erbette che vengono raccolte nel giardino. C'è un poemetto di Virgilio scritto proprio sul moretum, che era un cibo di questo povero contadino che va nell'orto, prende quello che trova, degli spicchi di aglio, un po' di maggiorana, un po' di menta, un po' di timo e un po' di ruta, li pesta insieme con l'aglio e allungandolo un po' con l'olio e il pecorino ne ottiene una crema da spalmare sul suo pane, e questo era praticamente il suo cibo. Adesso invece quello che avete già assaggiato è una crema di pastinaca, che è anche questa una radice simile alla carota, molto antica. Dicono che Tiberio l'avesse importata dal nord Europa e portata e donata ai Veneti, che poi l'hanno utilizzata, anche se poi nel corso del tempo è stata dimenticata e sono stati utilizzati altri cibi, però questa ha un gusto molto particolare. Noi l'abbiamo abbinata alla cipolla proprio perché di suo è un po' aspra. E quindi ecco, questa era l'ingrediente della vostra crema che avete mangiato. E dopo passiamo invece al maiale. Vediamo se c'è Carla che... Ma scusa, il pane che avete trovato là? Il pane è pane a base di farina di farro, proprio semplice, acqua e farina, e cotto sulla piastra. Quindi già a quel tempo c'era il farro. E sì, il farro e l'orzo erano le farine più usate. Farro e orzo, Dopo presentiamo miglio. il secondo. E dopo ci sentiamo per il secondo allora.